Si deve fare immediatamente perché ogni settimana che passa è una settimana persa ed è una settimana che ipoteca il nostro futuro. Riforme ed interventi a favore delle imprese e del lavoro da fare immediatamente perché nell'attuale difficilissima congiuntura non ci si può permettere di perdere tempo. Il grido di dolore ma anche di speranza che si leva dagli stati generali dell'imprenditoria veneta è unanime. Misure urgenti per lo sviluppo partendo dai problemi concreti delle imprese che consentano di recuperare competitività e quindi produzione ed occupazione. La riduzione del costo del lavoro, che non significa dare meno soldi ai nostri collaboratori, anzi il netto retributivo dovrebbe aumentare, ma ridurre quello che sta in mezzo tra il costo del lavoro e il netto retributivo, perché in quel differenziale si scaricano tutte le inefficienze del Paese, quindi ridurre i costi della politica e della burocrazia. E per ripartire dalla produzione già fiore all'occhiello del sistema veneto serve anche tutta una serie di condizioni venute a mancare negli ultimi anni. Sto parlando di credito, sto parlando di burocrazia, sto parlando di giustizia. Credo che se avremo l'apporto di tutti, noi come industriali non faremo mancare il nostro apporto. Imprese venete impegnate nel cambiamento con una richiesta ben precisa anche al sistema bancario, mai come ora nell'occhio del ciclone e chiamato dalle imprese a fare la sua parte. Oggi questa estrema rigidità, che certe volte ha anche le sue ragioni, porta effettivamente ad ingessare il sistema economico e questo non va bene per il sistema, non va bene per le banche, non va bene per i cittadini. Poi arrivano anche degli gesti estremi, però questi sono più difficili da commentare.